vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al Pala to Live. Questa è la sesta giornata del girone E di Serie B, quella dove la capolista Capitolina Marconi, padrona di casa, ospita l'Orte, seconda in classifica. Il match più importante della giornata tra due squadre straordinarie, dotate di grandissimi collettivi, di individualità da urlo. Assisteremo a una partita incredibile. Era osservato prima dell'inizio della gara un minuto di raccoglimento che rispettiamo insieme al pubblico. Roma e Parigi unite nel cordoglio, il futsal che scaccia i pensieri rivolti alle vittime e che unisce, riparte da qui. Tunnel a Kudrupi, Sanna apre a destra, dove parte un tiro, Blasimmi deve ancora metterci le mani ed è un ottimo inizio quello dell'Orte. Capitolina un po' chiusa sulla difensiva. Pinges, Taloni, sale Taloni, tiro immediato ed è la rete. La Capitolina Marconi, forse con un pizzico di fortuna, trova il gol con Taloni. Dicevamo di un inizio difficile, ma il capitano da un momento all'altro, anche un po' nascosto ai nostri occhi, va a trovare l'1-0. Gran dribbling di Thiago Leonaldi, ancora Leonaldi, fino in fondo Leonaldi! E in scivolata è il gol di Walter Potrick, un'azione travolgente del numero 12 Leonaldi, un fattore da quando è entrato in campo. È il raddoppio dei padroni di casa, 2-0, l'Orte gioca, la Capitolina segna per adesso. Mendes, la porta Mendes, Blasimme è ancora attento, il portiere della Capitolina Marconi non molto impegnato in questo avvio ma sempre molto sicuro. Ragnatela di passaggi della Capitolina Marconi, Sordini, accelerazione di Sordini, ancora decisivo, Carlo Sordini in tandem con Capitan Daniel Taloni, è un'altra segnatura della Capitolina Marconi che sembra andare sul velluto, quando la palla ce l'hanno quei due, è 3-0 al Pala to Live. Batte Angelini il calcio d'angolo. Lungo, coordinazione. Buona in questo caso. Coraggiosa da parte di Kudrupi. Lancio lungo, attenzione. Alla palla che passa, poi il piattone. Ed è la rete che riapre la gara. Ha segnato Alves dos Santos sugli sviluppi di un contropiede. L'Orte riesce finalmente a superare Blasimme. È il gol dell'1-3. Entusiasmo dell'Orte che ha ricominciato a pressare immediatamente dopo la rete, così come fatto nei primi 10 minuti di gara. Parte Rafael Sanna, ancora Dos Santos in scivolata ed eccolo il gol di Michael Montagna. L'avevamo detto, l'Orte ha ricominciato a giocare come nei primi minuti. Ora, oltre alle occasioni ci sono anche le reti. Michael Montagna a guidare la riscossa dei ragazzi di Magallanes. È 2-3 al Pala to Live. Alves dos Santos, fuori per Sanna! Eccolo lo schema numero 1 che stava chiamando Alves dos Santos dall'angolo. Prevede la bordata del 29, semplicemente un bolide, semplicemente il 3-3 dell'Orte. Sembra aver iniziato a bruciare le polveri Sanna, non è d'accordo Sordini. Doppio triplo passo di Sordini che appoggia alla corrente Potrick! Contro la potenza di Sanna, forse solo la classe di Carlo Sordini che vede Potrick che non si fa pregare, è il diagonale del 4-3 dei ragazzi di Minicucci. Che partita! Montagna con la punta, Blasimme va giù in una frazione di secondo e fa una super parata che salva il 4-4.